del Veneto, sono all'interno della seconda commissione ambiente, infrastrutture e territorio, per cui sono queste le cose che seguo. Ecco, io quando vado a parlare di TAV mi viene sempre da pensare, ma cosa c'è dentro la testa di chi porta avanti questa visione di questa regione? Non riesco a trovare il senso logico, perché c'è una regione, comunque una giunta regionale che sta procedendo, ha cercato di cambiare veste, no? Adesso si sta facendo vedere bella, facciamo le leggi contro il consumo di suolo, facciamo le leggi, nuovo piano energetico, una regione Veneto non ha mai avuto piano energetico, una regione come la nostra, un nuovo piano di risanamento dell'aria. La nostra regione è una delle regioni del mondo che più ha inquinamento atmosferico, e poi questa zona, mi viene a pensare cosa vogliono fare ancora questa zona. C'è stata tanta negligenza su una questione che è stata accennata prima, che io in prima persona, insieme a un gruppo di lavoro guidato e capitanato dal consigliere comunale di Montecchio, Sonia Terenzoni, abbiamo portato avanti per primi, lo voglio dire, per primi l'abbiamo sollevato e portato all'attenzione dell'opinione pubblica e fatto rincorrere dai politici che stanno governando questa regione, che è quello di FAS. È da 3 anni che si sapeva, almeno da 3 anni che è stato comunque dichiarato questo, 20 anni. Sì, comunque da 3 anni che è stato dichiarato il problema, e solo adesso, perché i grillini hanno rotto le scatole, si stanno muovendo. Quindi, e poi c'è tutto il resto, anche in questo territorio, la Pedemontana, e tutto quello che è connesso, tutti i problemi del taglio delle falde. Io ieri sono stato ad Asiago. Ad Asiago adesso c'è il grande problema delle discariche che molto probabilmente percolano all'interno di uno dei più grandi giacimenti di acque d'Europa. È un giacimento d'acqua strategico per il nostro paese, considerato strategico, che è l'Oliero, che molto probabilmente alimenta anche delle vene d'acqua che arrivano qui. Quindi quando mi provo a pensare cosa c'è nella testa di queste persone, non riesco a darmi delle spiegazioni. Probabilmente dovranno andarsene tutti, e un cambiamento dovrà portare a un nuovo modo di pensare, una visione per questo territorio. E non è la prima volta che faccio delle serate insieme questa sera sola, tutte le volte sono molto curioso. Poi non so se potete vedere il video. Ok, comunque vi racconterà una cosa incredibile, che è quello che può succedere a tutti voi. Adesso non so se tutti abitate sul tracciato, che però io vi do anche un invito, cioè non deve essere una battaglia quella del TAV che deve essere fatta solo da chi abita sul tracciato, e magari il vicino di casa sta lì, guarda dal balcone e dice a me non mi frega niente, il TAV non mi entra nel salotto. Secondo me invece questa è una di quelle cose che tutta la popolazione deve assimilare e si deve impegnare per sconfiggere, perché il tracciato dei binari che non passa dentro casa tua comunque ti genererà un inquinamento in termini di polveri, un inquinamento in termini atmosferici, di rumore, di elettromagnetismo, provocherà situazioni in cui anche, per esempio, poi comunque spiegherò un paio di passaggi, la criminalità organizzata arriverà in questo territorio, perché questi sono vettori per queste questioni. Come poi appunto vi illustrerà molto bene Alessandra, vi renderete conto di che grande macigno rappresenta questa grande opera, un macigno che una volta collocato sul territorio non si deve proprio più a toglierlo. Chi abita sulle tratte già realizzate queste cose ve le sa dire. Pensate che chi abita lungo la Bologna e Firenze non ha più acqua da bere perché il tracciato del TAV gli ha tagliato le vene d'acqua di faglia, e quindi devono pompare acqua in maniera artificiale. Questi poveretti hanno dovuto, anche se indirettamente, subire il danno di questa infrastruttura. Ma lo stesso sarà la Pedemontana. Qualche settimana fa ero a Verona, dove sono già nel Veronese, dove 2 sindaci si stanno già adoperando illegittimamente nel andare a individuare le aree per gli espropri, e una persona è stata beffata 2 volte perché la sua abitazione, la sua proprietà è particolarizzato
più particelle, alcune particelle gli verranno probabilmente espropriate e pagate, altre che saranno intercluse nell'opera ferroviaria, perché in alcuni tratti nel Veronese la linea storica, la nuova linea si sgancia leggermente dalla linea vecchia per questioni orografiche o questioni antropologiche, sono casi. Una parte verrà espropriata, una parte no. Quindi si troverà una parte di abitazione interclusa tra le linee ferroviarie che non gli verrà pagata e non avrà neanche gli accessi per poter raggiungerla. Io sono rappresentato del Movimento 5 Stelle, lo dico chiaro tondo, il Movimento 5 Stelle no TAV. Questa sera proverò a spiegarvi perché io quando lo dico in consiglio ci sono quei politici che mi dicono che bene, volete tornare alle caverne voi grillini, invece io vado a dire che questa sarà una vera beffa per il territorio, che la pagheremo per molti anni. La pagheremo per molti anni perché innanzitutto non ha una funzione, non è funzionale al territorio. Allora, non è che ci dobbiamo inventare nulla, ne abbiamo di altri tratti, di altre velocità in Italia. La Torino-Milano, che sembrava essere la linea fondamentale, il pivot su cui imperniare l'economia delle due città industriali più importanti del nostro paese, hanno delle analisi ha dei flussi di traffico passeggeri e merci che sono ridicoli. Perché? Perché ovviamente a quei prezzi e con quel poco risparmio di tempo per spostare persone e poi le merci non devono viaggiare alla velocità, non conviene. E poi un'altra grande questione è gli stessi sindaci hanno prodotto una serie indefinita di osservazioni, perché si vedono per la prima volta, cioè si vedono comunque tagliato il loro territorio, distrutto il loro territorio. Sarà importante finché questi sindaci riusciranno a mantenere la posizione e non farsi infinocchiare, dico io, l'ho detto più volte, perché adesso anche lo stesso Zaia li sta obbligando con un nuovo reitero a continuare con quegli espropri che erano scaduti, cioè la validità degli espropri per esempio sulla Verona-Brescia era scaduta, lo stesso Zaia sta dicendo ai sindaci andate avanti, fate un altro reitero, sempre in maniera illegittima e allungate il tempo per cui gli espropri devono insistere nella proprietà delle persone. Quindi anche i sindaci dopo un po' di tempo stanno iniziando a cedere, questa è una cosa negativa dal mio punto di vista. E poi l'altra grande questione, che questa è proprio il ridicolo, ve la racconto, cioè voi 80 milioni di euro al chilometro è il costo di quest'opera, 10 miliardi circa il tratto Brescia-Padova, e l'altro giorno in commissione l'assessore ci è venuto a dire come possiamo spostare questi 15 milioni a disposizione per la Regione Veneto per il trasporto pubblico locale. Ne prendiamo un po' dagli autobus, li mettiamo sui treni, non ci sono soldi, no, quest'anno non si possono fare queste tipologie di investimenti. Questa è la cosa che è del ridicolo. Noi andiamo a costruire questa opera faraonica in un momento particolare della nostra economia, quindi anche quello comunque è un motivo per cui alcune tratte già realizzate non hanno avuto quel successo che era stato pensato. E poi abbiamo 200.000 cittadini veneti che tutti i giorni devono prendere il 668 perché sa cos'è, che sono quei credenzoni che vanno a diesel, che collegano Bassano a Padova, o comunque prendono dei treni che non sono degni per una regione come la nostra. Se dobbiamo guardare al PIL, tutti guardano al PIL come indicatore di ricchezza, non abbiamo le infrastrutture che ci meritiamo, no? Stessa roba sono vale per la Pedemontana, noi andremo a costruire quest'opera da 3 miliardi, per ora 3 miliardi, e lo stesso ingegnere Vermizzi, che è il commissario di questa Pedemontana, per la 7ª volta credo, sempre in maniera legittima, dice costerà tanto, 3 miliardi al posto del 0,9 miliardi che doveva costare, però non ci saranno i soldi per le opere complementari, quindi sindaci ve la siete presa. E poi l'altra grande questione che mi fa sempre molto ridere, e ogni volta che guardo Renzi mi viene ancora più da ridere, che lui parla sempre di lavoro. Quest'opera porterà quei posti di lavoro, 8 posti di lavoro. Ma credetemi,
anche perché ci sono dati, basterebbe prendere delle schede, non ci sarà un abitante di Montecchio che lavorerà in quei cantieri. Saranno tutte cooperative, presupposto non originario di questa zona, non perché quelli non debbano lavorare, ma la beffa con cui il Ministero, il Consorzio di Caldo 2 cerca di convincere i sindaci della bontà dell'opera a proprio del ridicolo. E questo è un altro grande motivo con cui vado a fermare il nostro no a questa grande opera, che tra l'altro va anche contro quella che è la pianificazione territoriale. Abbiamo dei piani di coordinamento regionale che ci dicono che in quelle aree dove dovrebbe passare il TAV sono aree di esondazione naturale di corsi d'acqua. Sono le uniche aree rimaste libere dove si è costruito nella nostra regione, a volte. E quindi qualche strumento di pianificazione territoriale ha anche previsto che quelle sono le aree di esondazione naturale di fiumi. E poi ci sono i piani provinciali, che sono comunque parte integrante del piano regionale di coordinamento territoriale, che hanno anche dei vincoli paesaggistici, territoriali. Voi sapete che adesso a Vicenza probabilmente il percorso cambierà tracciato, però qualcuno aveva pensato di passare sotto un sito patrimonio dell'UNESCO conosciuto in tutto il mondo, che è quella casetta che si chiama Rotonda di Palladio, no? A San Benedetto, insomma, nel comune di Peschiera del Garda c'è un sito patrimonio dell'UNESCO che è il laghetto del Frassino, che è un lago con una rilevanza per biodiversità, una questione naturalistica importantissima. E questo passerà, questo tracciato toglierà la cosiddetta vena d'acqua, che parlo sempre, lo proseguirà. È un sito patrimonio dell'UNESCO per antichi insediamenti di siti sì, oltre al monastero, però adesso morto il Papa se ne fa. Poi c'è un'altra cosa da dire, quando anche quelle parole a volte ci tradiscono. L'alta velocità in realtà già esiste, perché la tecnica dice questo: non esiste l'alta velocità come la intendono loro. L'alta velocità che intendono loro non dovrebbe avere una stazione tra Torino e Venezia, perché per raggiungere quelle velocità, 300 km/h, in un territorio come il nostro, che ogni 40 km ha una città di grandi dimensioni, qui non ci può stare, primo. Secondo, se abbiamo già la velocità, la tecnica dice che tutti i treni che raggiungono almeno i 160 km/h sono da considerare ad alta velocità. E guarda caso, peraltro, qui non arrivano neanche a portare quei voltaggi che dovrebbero essere propri di una cosiddetta alta velocità europea, 25.000 volt. No, rimaniamo su un voltaggio inferiore. E poi il senso di questa linea qual è? Trasportare, metti che sia il discorso merci, no? Dobbiamo diventare un paese logistico, noi trasportiamo 10 volte la velocità, 10 volte il volume che trasporta un treno normale con la sua velocità. A noi servono, che ne so, 10 accappatoi, a qualcuno serve 9 accappatoi in più di quelli che ha, a qualcuno serve 9 biciclette in più di quelle che ha. È da intendere tra l'altro questo tratto di linea alta velocità come una sorta di sfruttamento del territorio. Questi qui vogliono utilizzare, questi qui, parliamo di questioni molto grandi dal punto di vista degli interessi, però usare il nostro territorio come un mero passaggio di merci. Avranno i porti offshore a Venezia che ci distruggeranno la laguna costruita dai nostri antenati veneziani in modo particolare, costruiranno un porto in mezzo alla laguna e lanceranno queste linee ad alta velocità per trasportare merci chissà dove. Diventeremo una sorta di colonia cinese, potranno portare i loro container fin qua e usare il nostro territorio per trasportare le loro cose in giro per l'Europa. Non avrebbe senso altrimenti, perché è stato cassato il percorso Venezia-Trieste. Non so se vi ricordo, era già partito l'iter per quel tracciato. È stato più conveniente usare i porti offshore adesso a Venezia. Quindi insomma le questioni del nostro no sono queste tutto sommato. E poi se vogliamo concentrarsi anche sulla procedura, allora lì c'è proprio ce lo potremmo stare qua a parlarne parecchio, perché la procedura con cui questo progetto, che ripeto risulta essere legittimo, perché non si sta parlando del progetto Verona-Padova, ma si
prende come progetto Verona-Padova una tratta, quindi su quella tratta che è il Verona-Tevilla, insomma, San Martino e Tavilla. Si prende un trattino, su quello si fa l'intero studio di impatto ambientale di tutto il progetto, quindi si prende, come si diceva, probabilmente il tratto più semplice da studiare e si fa lo studio di impatto ambientale per tutto il progetto. Si iniziano a fare gli espropri in maniera legittima, quindi andando contro il codice degli appalti, che invece prevede che la valutazione di impatto ambientale venga fatta su tutto il tracciato e soprattutto che sia una cosa fondamentale, ma questo proprio che insegnano a tutti quanti quando un minimo di tecnica uno cerca di adoperare. C'è deve essere una relazione del progettista che qui manca, non esistono dei documenti fondamentali in questo progetto. Noi già dall'inizio avevamo segnalato queste cose, poi sono arrivate, grazie comunque anche alle nostre pressioni come Movimento 5 Stelle, ma non solo, anche come comitati eccetera, è arrivata una sorta di ripubblicazione dei tempi di osservazione, di osservazioni alla valutazione di impatto ambientale, perché avevamo sollevato alcune questioni. Sono passati 30 giorni, sono state fatte una serie di osservazioni ed ecco che il Ministero dell'Ambiente ha chiesto un reintegro al consorzio di CAV 2 e la cosa più particolare è che insomma mancava tutta quella parte di relazione idraulica che avevamo sollevato prima, che hanno sollevato i comuni stessi, i comuni di Verfiore, i comuni di Carliero, dicono ma dove deve passare questo tracciato? Che sono aree di esondazione naturale, poi state procedendo senza tenere in considerazione queste questioni. Ed ecco che appunto il Ministero ha prodotto ha richiesto questa integrazione di altre 18 pagine al proponente per far sì insomma, che questo progetto in qualche maniera trovi una quadra. Non lo troverà molto facilmente, ve lo posso garantire. Tanto i tempi si stanno prolungando e ottobre si avvicinerà, loro tremano perché a ottobre appunto come si diceva hanno bisogno di avere il finanziamento, no? E la cosa molto particolare che succede anche da parte dell'assessore regionale è la fretta che sta mettendo nei sindaci nel fare gli espropri, anche attraverso il metodo, tra virgolette, non è così, però metodo coatto, cioè vanno in giro, vanno a dire tu qui, questa tua cancellata sparirà, questa tua palazzina sparirà, questo garage non serve più, qui passerà il tavolo, mettitelo bene in testa. Io dico a tutti, ma quando vengono questi in maniera legale, ma mandateli a casa, diteli che vadano via, quindi ci possono stare, non possono passare neanche un centimetro della vostra villetta, non possono neanche avvicinarsi, perché stanno facendo tutto in maniera molto scorretta. Sembra essere tornati ad altri tempi, insomma. Niente, vi ho un po' spiegato perché il Movimento 5 Stelle è notato. Ripeto, io mi sento dire molto spesso che noi vogliamo tornare indietro, invece è un'altra la questione che dobbiamo sollevare: se ha senso realizzare delle opere del genere, che hanno dei costi del genere. Allora, qualcuno ha detto che per bonificare l'area contaminata dai FAS, o comunque con una sorta di prima bonifica, servirebbero 100 milioni di euro. In area, come sapete, no? 400.000 persone, 350.000 persone, 200 km quadrati, 100 milioni di euro, probabilmente per una prima bonifica. Un chilometro, 100 metri di tava avremmo bonificato questo problema, 80 milioni di euro a chilometro. Facciamo per stappare i conti. Quindi qual è il senso delle cose? Dobbiamo continuare a investire in queste opere o dobbiamo iniziare a garantire un futuro migliore partendo da quello che abbiamo, gestendo quello che abbiamo, beni e mali, cioè problemi e valori del nostro territorio. Ecco, il Movimento 5 Stelle adesso noi ci siamo mossi con le osservazioni, le abbiamo comunque fatti rallentare, adesso ci stanno muovendo in altri termini, nei luoghi adatti, insomma, nelle procure e soprattutto anche nella Corte dei Conti, perché qui si sta spendendo anche tanti soldi in progetti e ricerche, eccetera, così come abbiamo fatto per la Pedemontana del resto. Niente, dopo se vedo che c'è anche qualcuno contrario a quello che sto dicendo, volentieri si può fare del dibattito. Ascoltiamo l'intervento di Alessandra che è molto interessante.
Grazie.